Il Covid non è sparito, la malattia, il virus continua a circolare, continua a provocare infezioni e continua a provocare anche malattie gravi nei soggetti non vaccinati o nelle persone fragili, molto anziane o fragili. E non deve essere preso sotto gamba, il virus in qualche modo si è adattato all'ospite, abbiamo finalmente le persone che hanno fatto o perché hanno fatto la malattia o perché hanno fatto i vaccini e sicuramente non hanno più a che fare con un virus sconosciuto, ma quello che stiamo vedendo in questi giorni, anche risultante dai dati pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità, che ancora abbiamo tante persone che vanno in ospedale o vanno nelle terapie intensive a causa del Covid. Sono essenzialmente le persone non vaccinate, circa il 93% sono non vaccinati, o vaccinati solo parzialmente. Ecco perché non dobbiamo sottovalutare questa malattia, il virus continua a circolare e dobbiamo assolutamente vaccinare col nuovo vaccino, che è un vaccino che ci permette, che è diverso da quello che abbiamo fatto fino a qualche mese fa, che ci dà la possibilità di rinforzare il nostro sistema immunitario e farlo trovare più pronto a reagire nel momento in cui dovessimo contrarre il virus. È fondamentale vaccinarsi, rivolgiamoci al nostro centro vaccinale, al nostro medico di medicina generale o nelle farmacie, a seconda delle realtà organizzative poi regionali, per avere questa vaccinazione, perché è fondamentale, fondamentale soprattutto per gli anziani e soprattutto per quegli anziani che hanno anche delle patologie croniche. Quindi è importante non prendere sotto gamba questo virus. La pandemia è finita, ma questo virus continua a circolare tra di noi e dobbiamo assolutamente fare di tutto per difenderci bene.